ritrovati amici. Oggi, 31 ottobre 2018, non possiamo non parlare della festa dei morti. Volevo cominciare con una bella poesia, una mia poesia del 2006, dal titolo Uscaluneddu, che è un ricordo della mia infanzia legato appunto alla festa dei morti. All'angolo da via Santa Costanza, ogni anno puntualmente succeria che l'uzzupiu, per vizio o per l'usanza, bastava Marturana e la vennia. All'arba già infilato in una stanza, a travagliare all'ora si mettia, pusa putate, l'orologio in panza, sfurnava Marturana a maestria. Io m'assettavo in capo scaloneddu, quasi ogni sera, quando chi potia, sicuro d'aspettare un vasoneddu di lu profumo arzente che ne scia. Quant'era duce d'angolo era bello, mi impressionava l'aria, la magia, eppure io essendo un morvoseggio mi stava a gioco, di gioco mi movia. E dava sfogo a mille chiù pensieri, giocando anticchia con la fantasia, cestini duci, regali mezzi peri, me li trovava già avanza a mia. Ci avessi fatto 100 giorni interi, in capo lo scaloneggiu di Giavia, ma un ciauro, giunto quasi a 30 peri, pigliunta in casa, poi mi conoscia. Cos'era la festa dei morti per i bambini di una volta e cos'è invece per i bambini di oggi? Per i bambini di una volta era un modo per esorcizzare la paura, tutto sommato, di un mondo sconosciuto, che è quello appunto il mondo dei morti, e magari parlarne così fa venire un po' i brividi, però era un modo per avere rispetto di chi non c'era più, per avere, come dire, un legame vivo verso le persone che ci avevano lasciato. E queste persone che ci avevano lasciato, i nonni, per esempio, che non si erano mai conosciuti, diventavano degli eroi, gli eroi che ci portavano il regalo la notte tra l'1 e il 2 novembre. Ed era bellissimo quando la mamma ti mandava a letto presto perché ti diceva che di notte sarebbero venuti i morti a portarci il dono. Ecco, era una notte per noi molto speciale, molto particolare. E poi la mattina del giorno 2 si cominciava la cerca. Ecco, andare a cercare i doni negli angoli più sperduti della casa, in talagnoni più ammucciati, perché i morti erano così giocosi con noi, volevano renderci felici, e quindi quasi in modo dispettoso andavano a nascondere questi regali affinché noi potevamo perdere un tempo per trovare questi doni. Non vi dico l'emozione della trovatura, ecco, era estremamente emozionante poi ritrovarsi in un angolo sperduto della casa quel cesto strapieno di delizie, di dolciumi, frutta martorana, frutta secca, caramelle, cioccolatini. Ricordo i soldi di cioccolato, erano molto tipici in quel periodo quando ero un bambino, e quindi era molto emozionante trovare questo dono desiderato, che quasi mai i morti, diciamo, da questo punto di vista ci deludevano. Alla fine il regalo era sempre quello che noi desideravamo. Era un momento veramente di grande gioia. E poi cosa c'era? C'era questo andare al cimitero a ringraziare questi morti per il dono ricevuto, questo legame indissolubile verso chi ci aveva lasciato, ma che si manteneva vivo nel nostro ricordo. Era un po' un'educazione a non avere paura della morte, neanche a non avere paura del cimitero, che è un luogo ovviamente di lutto e di dolore anche, ma diventava in quel giorno un luogo anche di festa. Considerate che in tempi molto antichi vi era l'usanza di mangiare addirittura sulla tomba dei propri morti. Poi, attraverso un editto papale, questa usanza venne abolita. La festa dei morti aiutava anche i più grandi. E il siciliano ha
questo approccio con la morte un po' particolare. Il rapporto che il siculo ha con l'oltrevita è un rapporto molto timido. Oggi vi è un bellissimo articolo di Giovanni Cammareri su Il Locale News che parla proprio della festa dei morti, e Giovanni si sofferma appunto anche sulla sacralità del tempo. Oggi vediamo per esempio che la frutta martorana è esposta quasi tutto l'anno nelle pasticcerie, nei forni. Ecco, invece prima, ecco, era solamente quel periodo che si usava, solo in quel periodo che si usava fare la frutta martorana. Molti per esempio utilizzavano farla in casa per se stessi, ed era molto bello, un'atmosfera davvero magica che si creava attorno alla famiglia e la preparazione appunto alla festa dei morti. E poi per i bambini, ripeto, era un qualcosa di davvero meraviglioso, di fantastico. Io fino all'età di 8 anni circa credevo davvero che erano i morti a portarmi il dono nella notte tra l'1 e il 2 novembre. E poi l'ho capito da me. Nessuno mi ha mai detto che in realtà non erano i morti ma erano i genitori a preparare il tutto. L'ho capito da me. Oggi invece i nostri bambini sono molto più emancipati da questo punto di vista. Anche la scuola li ha aiutati a capire anzitempo, diciamo, che in realtà dietro a tutto questo ci sono i genitori. Io, non essendo un psicologo, non essendo un pedagogista, non so giudicare se è meglio ora o era meglio prima, ma dico soltanto che a me la festa dei morti, a me quel sogno, quel fantasticare con la mente mi ha fatto solamente del bene. Poi ecco, vi è Halloween, questa festa che con prorompenza e irruenza si è, come dire, inserita tra le nostre, possiamo dire, tradizioni. Oggi i nostri bambini credono più, voglio dire, aspettano più Halloween che la festa dei morti. Questo un po' mi dispiace, anche se non mi colloco nella posizione di chi condanna Halloween, perché tutto sommato Halloween, la festa dei morti, se diciamo andiamo a leggere un po' di storia, hanno la stessa radice e praticamente sono delle manifestazioni, delle tradizioni che affondano le radici nelle tradizioni celtiche, ecco, che in cui il 1° novembre era praticamente per loro un capodanno, e non solo, era l'inizio dell'inverno, quindi era la notte più lunga, ecco, dell'anno. E in quanto notte più lunga dell'anno, ecco, c'era questa convinzione, questa credenza che gli spiriti potessero, come dire, girovagare per le case. La Chiesa ha cercato di sviare in un certo senso il popolo da queste tradizioni pagane. Infatti ha trasportato nell'835 la festa di Ognissanti dal 13 maggio all'1 novembre. Però, ahimè, diciamo, la festa dei morti ha continuato ad esistere e ad affermarsi sempre di più come una tradizione ormai radicata, e difatti poi si pensò appunto di dedicare il 2 novembre proprio alla commemorazione dei defunti. L'usanza ancora permane. Un consiglio che do a tutti è quello ovviamente di rispettare le tradizioni che ci vengono da altre civiltà, da altri popoli, ma tutelare le nostre tradizioni. C'è un detto che a me piace moltissimo, che dice: ogni volta che un bambino recita dolcetto scherzetto muore un buco di zucchero. Allora rispettiamo le tradizioni altrui, ma cerchiamo di tutelare, a partire anche dalle scuole, dalle famiglie, tuteliamo la nostra tradizione, la nostra festa dei morti, che veniva vissuta e deve continuare a essere vissuta come un momento di festa, di legame profondo
di relazione, di rapporto indissolubile con chi ci ha preceduto. Io continuo a mettere il lupanaru, chino di dolciumi, e glielo faccio cercare con un regalo che loro desiderano. Per me questa è una tradizione, io sono stato educato dai miei genitori in questo modo e voglio che i miei figli siano educati anche in questa maniera, con tutto il rispetto per Halloween. I dolci tipici di questa festa, credo che al primo posto dobbiamo mettere la frutta martorana, questa frutta di pasta di mandorle che veramente abbellisce le vetrine delle pasticcerie, dei fornai, con tutti questi colori. È veramente un qualcosa di emozionante ma bello da vedere, una fantasia di colori che fa solamente bene ai bambini ma anche ai più grandi. È stata, come dire, inventata in un certo senso dalle monache, così come il cannolo siciliano. Ecco, le monache hanno inventato questa particolare pasta di mandorle che l'hanno lavorata a forma di frutti reali, e il nome Martorana viene appunto perché il convento si trovava presso un edificio voluto da una nobildonna di nome Elisabetta Martorana. Ovviamente sono leggende che ci vengono riportate negli anni, anche se io le leggende ho molto rispetto delle leggende, perché in fondo nascondono sempre un pizzico e uno sfondo di verità. I pupi di zucchero, ecco, i pupi di zucchero che come dire, raffigurano personaggi della storia, personaggi epici, fino agli ultimi supereroi dei cartoni animati. Con questo vi saluto, cari amici, grazie per l'ascolto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di Siciliano Doc. Spero che il canale YouTube TVBN Nino Barone vi piaccia per i suoi contenuti e quindi spero che lo seguiate continuamente. Vi ringrazio sin da ora, se vi è piaciuta anche questa puntata lasciate un commento qui sotto oppure un like. Ciao ciao!